Buonasera a tutti, eccoci ad un'altra lezione di lingua napoletana al tempo do coronavirus. La raccomandazione è sempre la solita: state a casa, seguite le lezioni della lingua napolitana. Questa è la lezione numero 6. La lingua. Allora, nella lezione numero 5 abbiamo fatto un quadro generale sulle varie sezioni di una lingua. Adesso continuiamo con la fonologia, la fonetica, dal greco fon, voce, suono, abbiamo detto, è quella parte della grammatica che studia i suoni di una lingua, quindi continuiamo con i suoni della lingua napoletana. Come parlam, la metafonia. Allora, la metafonia, abbiamo detto, è quel fenomeno che trasforma il suono delle vocali aperte o chiuse, e in napoletano lo troviamo frequentemente. Per esempio, il cambio di suono, vedete, avviene per distinguere i sostantivi dal plurale al singolare o gli stessi sostantivi e gli aggettivi dal genere maschile o femminile. Ovviamente parliamo del cambio del suono che può essere interno, la parola, o alla fine. Andiamo a vedere la metafonia, cioè quando cambia la vocale tonica E, diviene dittongo IE. Per esempio, nel cambio del genere dei sostantivi, degli aggettivi, delle coniugazioni verbali ci sono alcuni esempi che forse chiariscono meglio ciò che voglio dire. Per esempio, opera, cioè il piede, che può essere scritto anche con la D e dopo vedremo il rotacismo, opera, diventa al plurale e piera, quindi vedete, abbiamo una metafonia e nel cambio dal singolare al plurale. A vecchia o viecchia, ecco un'altra metafonia, l'abbiamo dal femminile al maschile. I pens, tu piens, e l'abbiamo anche nelle coniugazioni, vediamo dalla prima alla seconda persona dell'indicativo presente. Poi abbiamo la metafonia e ini, per esempio nel cambio sempre del genere dei sostantivi. Andiamo ad esaminare gli esempi. A pera, cioè la pera, il frutto, e gli alberi di pero, i peri sarebbero. Quindi vedete abbiamo un cambio EI, oppure omes al singolare, al plurale diventa emis. Quindi vedete il cambio di genere non avviene come può avvenire per l'italiano, quindi alla fine nella vocale finale, ma in questo caso avviene all'interno della parola. Io dormevo, tu dormiv, anche in questo caso EI. Poi abbiamo la metafonia, il cambio di suono O in UO, gli esempi li vediamo, a fossa o fuos, anche se sono due cose diverse in napoletano, perché a fossa sarebbe la fossa del cimitero dove vengono messe le salme dentro, o fuos invece è proprio il classico, la buca, diciamo. A morta al femminile o mort al maschile, quindi vediamo la metafonia O in UO. Poi abbiamo sempre metafonia O in U, per esempio o signore e signore, quindi plurale, singolare, abbiamo un cambio interno di suono. A sorda o surd, anche dal femminile al maschile, O in U. Chiaramente queste sono tutte situazioni che in lingua napoletana, per i napoletani non sono un grosso problema nel dirle queste cose, nel pronunciarle, perché le pronunciamo in modo molto spontaneo, ma forse nessuno mai si è soffermato a studiare tali situazioni di metafonia, di cambio di suono. L'assimilazione, ecco qua. Allora, l'assimilazione è un altro fenomeno fonetico che ci porta in questo caso a due consonanti che nella stessa sillaba divengono uguali per dare un suono continuo e più armonioso. Che significa tutto questo? Partiamo sempre dalla base, una base latina della parola, perché ricordiamo che la lingua napoletana è derivata dal latino, è una lingua neoromanza. Allora, se partiamo dalla parola originaria undam, che sarebbe in italiano l'onda, vedete, poi evolve nel napoletano in NN, l'on, quindi quella ND
per assimilazione, si dice così in questo fenomeno fonetico, abbiamo una NN, quindi la doppia N, ND diventa NN. Tutto questo perché? Per far rendere il suono proprio più scorrevole, più armonioso. Ecco perché la lingua napoletana si sposa alla perfezione con la musica, con la poesia. Quindi undam, in italiano onda, in napoletano è l'on. Lo stesso avviene per frondem, dal latino foglia, in italiano, in napoletano diventa afron. Funduc, ecco questo è dall'arabo, non più dal latino, funduc, il fondaco, che l'ho spiegato già l'altra volta che cosa è, o funnac. Quindi sentite che musicalità, on, fron, funnac, nd in nn, questa assimilazione. Sempre l'assimilazione, guardiamo altri esempi. In questo caso l'MB, il suono MB che diventa una doppia M o una doppia B e via discorrendo. La parola bombum, che sarebbe la bomba, in italiano, in napoletano diventa abom o ambom con la M iniziale pure si può dire. Quindi vedete l'assimilazione, cioè la prima in questo caso consonante diviene uguale alla seconda, proprio per creare la scorrevolezza nel suono. Poi plumbum, che sarebbe il piombo, dal latino plumbum, abbiamo chium. In questo caso ci sarebbe una doppia C da mettere vicino, è stato messa, chiedo scusa, quindi occhium con due C. Gimbus sarebbe la gobba, in italiano è voluto con gobba, in napoletano è ogib, quindi due B. Poi ancora l'assimilazione MB da lumbricum, il lombrico, in italiano è rimasto MB, vedete, in napoletano diventa olubrac. Poi abbiamo ambaxus, cioè l'imbasciata, in napoletano diventa ammasciata. Umbram, che sarebbe l'ombra, in napoletano diventa l'ombria, oppure si può anche dire l'ombra, diciamo italianizzato, però la parola originaria è l'ombria. Palumbum, il colombo, diventa upalum. Quindi abbiamo visto come per assimilazione la consonante diviene uguale la seconda consonante diviene uguale alla prima per far scorrere il suono, oppure la consonante seconda diventa uguale alla prima, come il lumbraco, lumbricum, lumbraco. Andiamo avanti. Altri fenomeni linguistici, abbiamo l'anaptissi, oppure detta epentesi. Non vi spaventate se sentite queste parole, perché le andiamo soltanto a studiare così velocemente. Sono fenomeni linguistici fonetici. In questo caso si aggiunge un suono, una vocale, nel caso dell'anaptissi, in una parola. In particolare questo quando avviene? Avviene quando abbiamo due consonanti che tra di loro risultano foneticamente contrastanti. Quindi abbiamo detto che la lingua napoletana è una lingua che viene addolcita nel suono, no? Quindi in questo caso andiamo a vedere gli esempi. Ecco qua, per esempio, partiamo sempre da una base latina, il rosmarinum, vedete, rosmarinum, cioè il fiore del mare, diciamo così. In italiano è rosmarino, in napoletano è a rosa marina. Sentite come suona in modo molto più sciolto rispetto all'originaria parola. L'asma in napoletano diventa l'asama. Quindi vedete quella vocale interposta tra S e M, in questo caso, rende scorrevole il suono. Osme, l'odore, il fiuto sarebbe, in napoletano diventa l'uosma. Fantasmam, il fantasma in italiano, in napoletano diventa fantasma. Quindi sentite, tra la S e la M c'è un suono, abbiamo messo un suono. Sorbum, che poi diventa nell'evoluzione della parola nel latino volgare sovra, diventa poi in napoletano asovera. Asovera, per chi non lo sapesse, sono le sorbe, il frutto, no? Poi abbiamo campiesma, dal greco angoscia, dal greco, che sarebbe l'angoscia in italiano, in napoletano diventa campisma. Sofisma, dal greco,
in italiano sarebbe la fissa, la mania, la fissazione, in napoletano è afisam. La resma, questo è dallo spagnolo resma, sarebbe la risma di carta in italiano, la risma, in napoletano è aresama. Quindi sentite come scorre il suono? Altro fenomeno linguistico è la prostesi. Non vi preoccupate, non è una malattia, non è una parte del corpo umano, ma viene dal greco protesis, cioè mettere davanti, porre davanti. È un fenomeno linguistico che consiste nell'anteporre una vocale oppure una sillaba ad una parola. Partiamo sempre da una parola, vedete, in questo caso derivata dal greco kalan, per esempio, che in italiano è calare, in napoletano diventa akalà. Quindi vedete, abbiamo anteposto in questo caso una vocale, quindi la A, akalà. Osme, che abbiamo visto anche prima, dal greco osme, appunto, fiutare, ausma sarebbe fiutare. Sempre da una base latina volvitare, in italiano sarebbe voltare, in napoletano diventa avutà. Bassare, dal latino bassare, abbiamo in italiano abbassare, in napoletano abbiamo avascià. Usus, dal latino, il verbo uti sarebbe l'usanza, da usare, usanza, in napoletano diventa nausans. Quindi vedete come viene inserita la A e questo è il fenomeno della prostesi. Altro fenomeno linguistico è la metatesi, cioè una mutazione, quando una consonante, solitamente sono la L, la N o la R, cambia di posizione nella parola. Per esempio abbiamo la capra, ovviamente partiamo sempre da una base latina, capram sarebbe, in napoletano diventa crapa, quindi vedete la R come dalla fine della parola si va a spostare quasi all'inizio. La febbre, febrem sempre, diventa afrev, quindi anche in questo caso la R si va a posizionare all'inizio, cambia di posizione. Venerdì, viernarì, quindi uguale, abbiamo uno spostamento. Betacismo. Allora, il betacismo, vedete la lettera, la beta greca in alto a destra, dal greco beta, appunto, è un fenomeno della linguistica grafico e fonetico che si sviluppa in particolare dal passaggio dal latino alle lingue romanze. Il termine ci indica in modo inequivocabile che abbiamo una mutazione con il passaggio dalla V alla B. Vediamo gli esempi. Allora, barbam, cioè la barba in italiano, abbiamo avarv, quindi la barba in napoletano è avarv. Basiare, il baciare italiano, diventa in napoletano vasà, quindi vedete la B come si trasforma in V, per effetto di betacismo. Brachium, il braccio in italiano, diventa uvraccio in napoletano, broccum, il broccolo, diventa uvruoccolo, e tutti i suoi derivati, tutte le sue parole derivate. Babalus, il bufalo, bubalus, chiedo scusa, il bufalo, diventa avufer. Buttem, la botte diventa avot, balanza, questa è la parola spagnola, la balanza, in italiano la bilancia, in napoletano diventa avalanza. La barcam in latino, barca in italiano, diventa avac in napoletano. Quindi vedete, betacismo, passaggio di B in V. Ancora in avvio di parola, vedete, ecco questo è importante, o nella prima sillaba diventa BB, quindi la V diventa doppia B in questo caso, quindi abbiamo un effetto contrario. Quindi per dire in napoletano per via che, per mezzo di, diremo per via che. Oppure per chi ti è vecchio, cioè la bestemmia, quando si dice per chi ti è vecchio, vedete, per chi ti è vecchio in napoletano. Rotacismo. Prima abbiamo visto betacismo, adesso il rotacismo, dal greco ro, cioè la lettera dell'alfabeto greco ro, è un fenomeno fonetico che muta il suono in una consonante in R. In napoletano, per esempio, il passaggio va dalla D alla R e la troviamo, possiamo trovarla sia all'inizio di parola che nel mezzo della parola. Guardiamo pochi esempi a caduta, perché in napoletano ne troviamo tantissime di questo rotacismo. La caduta, vedete, si scrive caduta, si continua a scrivere caduta, ma si pronuncia carut. Madonna
si scrive con la D, si pronuncia Maron, quindi diciamo che tendenzialmente qualcuno adesso sta cominciando a scriverlo con la R, io preferisco mantenere la D, anche se pronunciata comunque R, Maron, Carut, Varé e via discorrendo. Invece la consonante forte DD, quindi quando abbiamo una doppia D in napoletano, rimane tale, cioè non è soggetta al fenomeno del rotacismo. Per esempio, vediamo odore, rimane adore, quindi doppia D, vedete non c'è la trasformazione in R. Altro fenomeno linguistico è l'epitesi, detta anche paragoge. Epitesi viene dal greco epitesis, vedete, cioè mettere sopra, o paragoge dal greco paragoge, cioè portare, mettere. E che cosa andiamo a mettere? Ecco, è un fenomeno fonetico e chiaramente anche grafico di aggiunta di un suono o di una sillaba al termine di una parola, che solitamente termina per consonante. E c'è da sottolineare che proprio in lingua napoletana c'è un'esigenza istintiva, quella di cui vi dicevo prima, per cui va ammesso un suono scorrevole alla fine di queste parole. Guardiamo gli esempi. La matita, che sarebbe il lapis, in napoletano diventa ulaps. Il gas diventa gas. Sentite, non termina gas con la S forte, gas, gas. Quindi c'è un suono che accompagna alla fine in modo dolce. Il tram, o tram. Filobus o filobus, ferryboat, cioè il traghetto sarebbe, o ferrybot, hamsick diventa hamsick, business diventa business, il bar o bar, il virus diventa virus, Liverpool diventa Liverpool. Quindi vediamo, accompagniamo in napoletano un suono dolce, tutte le parole vedete che terminano con una consonante, ovviamente non necessariamente dal latino come virus, gratis e via discorrendo, ma ci sono anche parole che vengono dall'inglese, Philobus, Ferryboat, Liverpool, vedete anche, oppure i cognomi, per esempio le città, Washington, lo scriveremo Washington, no? Possiamo lasciare il nome originario chiaramente per non storpiare, ma se vogliamo napoletanizzare, lasciatemi passare il termine, napoletanizzare queste parole, dovremmo applicare l'epitesi o paragoge. Sincope, altro fenomeno fonetico. Allora, dal greco sincope, vedete, ovvero tagliuzzare, vedete, significa tagliare, tagliuzzare qualcosa. In linguistica è un fenomeno fonetico che porta alla caduta di una sillaba o di una vocale, spesso una vocale, o consonante all'interno della parola originaria. In poche parole è proprio il contrario di quello che abbiamo visto prima nelle pentesi, no? In cui andavamo ad aggiungere una vocale o una sillaba. In questo esempio della sincope possiamo notare alla perfezione, per esempio, lo sviluppo della lingua napoletana, partendo dal latino classico per andare nel latino volgare e poi nella lingua napoletana. Quindi vediamo proprio come muta nel tempo la parola. Partendo dal classico Augustum, passiamo al latino volgare Augusto, passiamo al napoletana Aust. Quindi vediamo come la G si perde, vedete, e diventa Aust. Frigidum diventa Frigdum, perdiamo la G e diventa Frid in napoletano. E poi c'è questa che è meravigliosa, Soricem, Soricula, Sorcula, Zoccola. Guardate quindi Zoccola quanta storia c'ha questa parola. Parte dal latino soricem, poi si sviluppa nel latino volgare, nel latino del volgo e arriva alla nostra zoccola dei giorni d'oggi. Vabbè, questo sì, già l'abbiamo visto, sorcula, soricem è un doppione, e abbiamo finito la lezione numero 006, sempre della fonetica, e seguirà la lezione numero 07 che saranno delle esercitazioni su quello che abbiamo visto sinora. Quindi preparatevi carta e penna perché se volete potete scrivere e seguire le esercitazioni. Poi ci sarà la lezione 008 che sarà più divertente, sarà meno pesante di queste qui. Andiamo a fare la spesa, quindi vedremo tante cose divertenti.
La raccomandazione è sempre la stessa in questo periodo, statevi a casa e se ci volete seguire sempre sulle pagine Facebook I Lazzari, Todica Lingua Napolitana, Davide Brandi Poesie, Tombola Storica del 1734, i canali YouTube Davide Brandi e I Lazzari, Instagram Davide Brandi Poesie oppure il gruppo Associazione I Lazzari. È tutto per oggi e ci vediamo alla prossima volta. State buone e grazie assai.